I dati sono ancora provvisori, ma la sensazione è che anche in Veneto la sanatoria per la regolarizzazione di colf e badanti straniere si sia rivelata un flop. Fino all'altro ieri le richieste pervenute ai 7 sportelli Inca della CGIL erano 1820. Anche ipotizzando che nelle ultime ore siano arrivate a 2500, è verosimile pensare che agli altri sportelli della regione non siano giunte più di 20.000 domande, la metà di quelle stimate dal governo. Costa regolarizzare e molti anziani, molte famiglie venete non hanno davvero a disposizione nel loro reddito, nella loro pensione, i soldi per regolarizzare queste colf e queste badanti. Il costo della regolarizzazione era di 500 euro, ma a bloccare le famiglie è stata soprattutto la soglia di reddito richiesta, troppo alta, 20.000 euro. Se si considera infatti che in Veneto ben 400.000 pensionati, cioè coloro che hanno più bisogno delle badanti, vivono con 6.000 euro all'anno e che solo il 18% supera i 12.000, si capisce come tanti, anche volendo, non abbiano potuto fare la domanda di assunzione. In ogni caso, il maggior numero di richieste registrato nella provincia di Padova ha riguardato le badanti, molte meno domande per le colf, che lavorano sì 20 ore la settimana, ma per più di una famiglia. Molte lavoratrici, soprattutto colf, fanno più ore in più famiglie e la legge non prevedeva un cumulo di part-time, per esempio. Nell'attesa di conoscere i numeri definitivi comunque, la CGIL, il sindacato pensionati, i consumatori e altre sigle hanno sottoscritto un appello. Chiediamo immediatamente di prorogare questo termine del 30 settembre perché molte famiglie non hanno fatto in tempo, no, a regolarizzare la propria posizione.